Questa trasmissione è offerta da Prosciutto di San Daniele. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economy FVG. Pronti? Si parte non solo per la trasmissione di questa sera, ma anche per la stagione turistica estiva che ha visto la partenza nelle nostre località balneari, Grado e Lignano, ma anche in montagna. Insomma, c'è tanta voglia d'estate. Ne parliamo questa sera con alcuni ospiti che vi presento subito. Intanto grazie mille per essere qui con noi a Sergio Emidio Bini, assessore alle attività produttive e al turismo della Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie assessore. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Accanto all'assessore Bini c'è Roberto Marin, neopresidente della GIT Grado. Buonasera Marin. Buonasera, grazie dell'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Da Grado ci spostiamo a Lignano, da dove è collegato Renzo Pozzo, presidente della SIL, Società Imprese di Lignano. Vediamo se ce l'abbiamo. Buonasera Pozzo. Buonasera a tutti. E con lei so che c'è Lina Marson, che è la responsabile delle spiagge della SIL. Buonasera Lina. Buonasera a tutti. Vi presento anche un ospite che abbiamo collegato dalla montagna, Maurizio Ferigo, che è il presidente della rete di impresa di Forni di Sopra. Buonasera Ferigo. Buonasera, un saluto dalle Dolomiti, buonasera a tutti. Ecco, quindi abbiamo mare e montagna. Io direi subito partiamo con l'assessore Bini, perché insomma che estate sarà. Insomma, innanzitutto diciamo quali sono le aspettative, perché i segnali primi sono sicuramente già positivi, ma insomma vogliamo sentirlo anche da lei. Ma sì, allora abbiamo avuto già dei segnali positivi nel periodo pasquale. Indubbiamente questi segnali hanno caratterizzato sia il mare, le città, la montagna, un po' tutto il Friuli Venezia Giulia. Poi vi devo dire una cosa, che i dati in nostro possesso ci dicono che il Friuli Venezia Giulia con l'anno 2022 probabilmente supererà il record dell'anno 2019. Non dimentichiamoci che quello è stato il record dei record in quanto a presenza in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo delle analisi che ci dicono che sia il mare, sia le città, sia la montagna avranno comunque un segno più, seppur condizionato, perché una cosa dobbiamo dircela in maniera molto chiara, sì, andremo a fare una stagione, andremo ad avere una stagione sicuramente più libera, ma ancora condizionata da quella che è la mobilità internazionale, da dei fattori esterni. Quindi un Friuli Venezia Giulia, lo dice anche Demoscopica, la prima regione in Italia come capacità di ripartenza rispetto al periodo pre-pandemico. Quindi le basi per una buona riuscita ci sono assolutamente tutte. Ecco, l'aria lei l'ha respirata, soprattutto al mare, perché insomma qui ci sono state proprio recentemente le inaugurazioni delle stagioni, è un'aria importante, ecco, soprattutto anche quella che si respira da parte della gente, cioè questa grandissima voglia veramente di lasciarsi alle spalle un po' tutto questo periodo. Le restrizioni dal 1° maggio sono molto state allentate, insomma il Covid c'è ancora, purtroppo ne dobbiamo fare i conti, però la voglia veramente di ritornare alla normalità, forse questa è l'estate decisiva. Sì, c'è voglia di riprendersi proprio la normalità, c'è voglia di vivere, c'è voglia anche di spendere. Guardate, è vero, noi abbiamo, e saluto l'amico presidente Marin, abbiamo inaugurato la stagione estiva a Grado 2 settimane fa, lo scorso fine settimana abbiamo inaugurato la stagione estiva a Lignano Sabbiadoro. Parlando con gli operatori mi dicono che per quanto riguarda soprattutto i mesi centrali c'è già il sold out e queste sono cose assolutamente positive. Io dico, nulla è figlio del caso, se il Friuli Venezia Giulia, e lo abbiamo visto, l'abbiamo riscontrato soprattutto, ahimè, durante la pandemia, è una regione assolutamente ricercata, vuoi per configurazione geografica, è una piccola regione dove non c'è il turismo di massa, dove la natura, le bellezze la fanno da padrone, insomma una regione assolutamente ricercata. Noi abbiamo in questi 2 anni usufruito soprattutto dei turisti autoctoni di prossimità che però hanno portato, diciamocelo chiaramente, oltre alle loro presenze assolutamente gradite, ma anche delle risorse economiche importanti
per le attività commerciali e imprenditoriali della nostra regione. Sicuramente, poi toccheremo anche questo aspetto perché turismo ed economia sono strettamente legati, insomma, anche la testimonianza, insomma, le due deleghe che ha anche lei per la nostra regione. Marin, questo è un anno molto molto importante per Grado perché c'è una ricorrenza speciale, quella dei 130 anni, allora prima di darle la parola faccio vedere a lei, che l'ha già visto naturalmente, ai nostri telespettatori questo video. Allora il passato e il presente che si fondono, Marin, per quella che deve essere veramente una stagione eccezionale che state preparando, ecco, quali sono le novità che ci dobbiamo aspettare? Beh, le novità sono numerose. Innanzitutto il discorso del mercato turistico interno è un discorso fondamentale. Qui non dobbiamo, come ha detto l'assessore, che nulla viene dal caso, per cui sicuramente il buon lavoro svolto dall'assessorato regionale da Promoturismo e FVG comincia a portare chiaramente i suoi risultati e i suoi frutti, e questo è fondamentale. Abbiamo dei dati molto incoraggianti e significativi perché il periodo Covid ha sostanzialmente movimentato il mercato interno, il mercato di vicinanza turistico, ma quello che fa più piacere oggi è che chi ha scoperto le nostre località di mare o di montagna, almeno io parlo per Grado, è un dato quasi consolidato ormai come trend di prenotazioni, chi ha scoperto Grado lo scorso anno per la prima volta o chi l'ha riscoperta per necessità, quest'anno ha riconfermato la sua presenza. Quindi sono degli elementi di valutazione estremamente importanti perché significa che la qualità dei servizi e l'ospitalità che viene offerta dalle nostre località in Regione Friuli Venezia Giulia è all'altezza della miglior competizione sia nazionale che internazionale. Il trend è estremamente positivo, ricordava l'assessore che i periodi centrali sono in overbooking, soffriamo forse, ma era già previsto, questo primo periodo di maggio, da prima quindicina ai 20 giorni di maggio, perché le Pasque condizionano a seconda se cadono basse o se cadono più alte. Quest'anno era particolarmente alta e quindi il periodo della Pentecoste cade fine maggio e la prima settimana di giugno, per cui questo buco intermedio ci fa soffrire. Poi il tempo non aveva nemmeno aiutato negli ultimi 2 weekend. Ma detto questo, GIT si è ormai preparata ad ospitare al meglio i suoi turisti, non solo la GIT, tengo anche e sono felice di ricordare che tutte le altre spiagge di Grado sono allestite e pronte ad ospitare al meglio tutti quelli che decidono di servirsi di servizi anche differenti rispetto alle proprie aspettative. Importanti novità all'insegna del divertimento anche quest'anno, perché la voglia di divertirci va dai ragazzini agli adolescenti e ai meno giovani come noi e anche con qualche età un poco di più, insomma. Quindi delle novità sull'apertura della spiaggia, quindi cerchiamo di mantenere la spiaggia aperta poi nelle ore più belle della giornata, che sono sostanzialmente quelle che vanno dalle 18 alle 20-21 di sera, con l'apertura dei chioschi serali con una press beach sostanzialmente, cioè cerchiamo di mantenere la gente in spiaggia a divertirsi e a socializzare perché ce n'è veramente bisogno. Altri piccoli accorgimenti che allieteranno comunque gli ospiti, in particolare ci tengo a precisare che per la prima volta sarà attuato un servizio all'ombrellone proprio dei chioschi, ormai siamo operativi, non ci saranno più file al chiosco, non servirà stare sotto il sole ad aspettare i propri prodotti, ma con un semplice click e un QR code
dall'ombrellone vi arriverà servito quello che voi desiderate direttamente lì. Quindi tanti accorgimenti che renderanno comunque il soggiorno più piacevole e gradevole. La tecnologia viene in aiuto anche del turismo, lo abbiamo visto in tanti aspetti e fate bene anche voi a sfruttarlo. Abbiamo visto il video, i 130 anni, anche dal punto di vista del marketing so che volete sfruttare questa cosa. 130 anni non sono un traguardo di poco conto, no? Abbiamo un mercato di riferimento che copre gran parte delle presenze straniere in quel di Grado e non solo, perché il mercato austriaco è un mercato, possiamo definirlo di vicinato, ma però è fondamentale per le nostre economie. Grado è stata inventata a livello turistico sicuramente dall'impero asburgico, quindi da questo punto di vista è un arrivo importante, ma è sicuramente il punto di partenza. Il video che abbiamo visto prima lo dimostra, perché abbiamo voluto proprio combinare le nostre radici, la nostra storia e tradizione con quello che oggi possiamo mettere in campo grazie a tutta una serie di servizi aggiuntivi. Un piccolo particolare che non sarà attuato quest'anno per problemi di carattere proprio limiti temporali: in occasione dei 130 anni sono stati allestiti un piccolo reparto con le capanne d'epoca, sono delle capanne degli anni 20 rivisitate a strisce, a righe bianche e rosse. Hanno avuto un grande successo e apprezzamento da parte degli ospiti che hanno frequentato la località in questi giorni, e quindi il prossimo anno, proprio in quel video che avete visto di fronte alle Ville Bianchi, villa del fine 800, verrà allestito proprio un reparto specifico con queste capanne d'epoca, con una pavimentazione in teak, ombrelloni più ampi con 20 metri quadrati circa di ombrellone, solo in abbonamento. E quella porticina che avete visto di fronte alle Ville Bianche uscire questa signora in costume d'epoca, quella è la porta imperiale da cui Francesco Giuseppe utilizzava i servizi della spiaggia in quegli anni. Per cui si accederà in via esclusiva solamente da quello, e quindi più spazi e comunque un ambiente, sicuramente un'atmosfera differente. L'ultima precisazione: sì 20 metri quadrati per questo nuovo reparto, però pur senza le limitazioni Covid decadute pochi giorni fa, GIT, io e il Consiglio di amministrazione abbiamo deciso, in accordo con la proprietà, di mantenere le superfici esistenti di 16 metri quadrati a postazione, perché al di là della sicurezza del Covid è comunque una questione di privacy, di comodità e di relax che sicuramente aiuta molto soggiornare in maniera migliore. Sì, eccole qua ancora le immagini. Grazie, ci fermiamo e poi dopo la pubblicità andiamo a Lignano, tra poco. Con Economai FVG parliamo di turismo, dell'avvio della stagione turistica estiva. Abbiamo sentito prima le parole di Marine per quanto riguarda Grado, abbiamo sentito anche l'assessore al turismo Sergio Emidiobini, che è qui con noi questa sera. Adesso però andiamo a Lignano, dove c'è Renzo Pozzo insieme a Lina Marson per quanto riguarda la SIL di Lignano, Società Imprese di Lignano. Insomma, ci facciamo raccontare anche che cosa state preparando, la vostra spiaggia, le terme. Insomma, dottor Pozzo, come sta evolvendo questo inizio di stagione turistica e che cosa vi aspettate per quest'anno? Noi avevamo dato contato che quest'anno sarebbe finita la questione del Covid, per cui ci siamo buttati a fare tutti gli investimenti possibili per dare alla spiaggia un volto nuovo, un volto che sembrasse una risurrezione, un volto che comprendesse tutte le attività migliori per dare al cliente un servizio adeguato. Ebbene, noi abbiamo fatto grossi investimenti, devo dire, sia dal lato spiaggia, che poi lascio parlare alla signora Marson, ma sia dal lato anche hotel, terme, eccetera, eccetera. Anzi, a proposito di questo, noi abbiamo in mente di presentare un progetto piuttosto importante, perché le terme devono rivivere nuovamente. Noi abbiamo cominciato le terme con la spiaggia e con prego. E con le sabbiature che sono andate per un determinato periodo, poi sono finite e abbiamo cominciato con le vasche. Adesso tentiamo veramente una via nuova, perché oltretutto le terme si stanno evolvendo in tutta Italia. Ma non solo abbiamo puntato su questo, abbiamo puntato anche sul nostro camping village Pinomare, che abbiamo fatto tutto vegetale, in modo da andare incontro a questa nuova tendenza che vogliono avere tutto green. E di green nel nostro camping
c'è di tutto, per cui siamo più green che altro. E pensiamo che quest'anno tutto sommato andrà tutto quanto bene, anche perché le prenotazioni ci sono praticamente al 90%, quindi siamo particolarmente contenti. Secondo lei i turisti sono diventati più esigenti dopo il Covid? No, non sono diventati più esigenti, ma sono cambiati. In effetti adesso ci vengono più persone che una volta andavano in Sardegna. Certo, la Sardegna è bella, è stupenda, c'è un mare stupendo, ma il mare di Lignano non è male e soprattutto è vicino e dà conforto e dà la possibilità di raggiungerlo senza pagare quelle cifre che si devono pagare per raggiungere la Sardegna e per restarci. Per cui pensiamo che queste persone qua che sono ritornate le dobbiamo assolutamente riadattare al nostro territorio e cercare di dare il massimo del servizio in modo che rimangano e continuino a rimanere. Signora Marson, vuole raccontarci un po' di questi progetti ai quali accennava il Presidente prima? Certo, e a fronte di quello che ha detto adesso il dottor Pozzo, abbiamo pensato di investire molto per dare più servizi ai nostri ospiti, cambiando quasi totalmente l'allestimento della spiaggia, ampliando le distanze fra gli ombrelloni, offrendo un soggiorno ai nostri ospiti in sicurezza in questi momenti ancora così difficili. Anche una zona completamente nuova con ombrelloni etnici e lettini maxi, creando con le palme un'atmosfera tropicale e molto gradita. E in queste zone abbiamo creato anche, sviluppato il servizio all'ombrellone. Abbiamo potenziato la Wi-Fi, cosa molto richiesta, con 700 cassette di sicurezza, con un dispositivo, con un pannello solare per la ricarica dei dispositivi elettronici. Abbiamo acquistato dei nuovi mezzi per mantenere sempre pulita la spiaggia e la sabbia, una sabbia dorata e come tale mantenuta nel tempo da quando veniva utilizzata per le sabbiature, come diceva prima il dottore. Qui i bambini abbiamo capito che gli investimenti che avete fatto sono molto importanti. Io chiedo all'assessore Bini, il fatto che ci siano investimenti, che si sia approfittato anche del Covid per riuscire così, in qualche modo a tenere i motori caldi per poi farsi ritrovare pronto è comunque importante, no? Beh, allora io voglio davvero approfittare di questa trasmissione per ringraziare quelli che sono i veri protagonisti della tenuta dei numeri e del comparto in Friuli Venezia Giulia. Allora è vero, e diciamolo perché anche questo è motivo per noi d'orgoglio, la Giunta Fedriga in questi 4 anni di mandato noi abbiamo calato a terra, così si dice, circa $500 miliardi per il comparto del commercio e del turismo. Abbiamo sostenuto in quegli anni difficilissimi, ce li ricordiamo tutti, le imprese, gli artigiani, i commercianti della nostra regione. Però lo sforzo più grande l'hanno fatto indubbiamente gli imprenditori che hanno mantenuto posti di lavoro, e questo dobbiamo dirlo, hanno tenuto aperte le saracinesche anche quando magari sarebbe stato più conveniente chiuderle, perché i costi erano sicuramente superiori ai ricavi, quindi un grande ringraziamento da parte nostra. Quindi quello che io voglio sottolineare è un sistema, Friuli Venezia Giulia, che si è mosso in maniera, come dire, armoniosa, in grado di permettere alla nostra regione di scalare quelle posizioni che, ahimè, negli ultimi anni aveva un po' perso. È con soddisfazione che io dico davvero, vedere di nuovo la regione Friuli Venezia Giulia nelle posizioni di vertice di una classifica di gradimento, di partecipazione, di servizi offerti, perché anche qua bisogna dire una cosa, il dottor Pozzo prima ha detto bene, insomma, abbiamo investito in questi anni, ed è vero, insomma, gli imprenditori della nostra regione hanno investito in questi anni. Bisogna dire, la regione Friuli Venezia Giulia ha messo loro a disposizione degli strumenti tali per cui insomma, un sostegno, un aiuto c'è stato,
ma lo sforzo principale hanno fatto le imprese, l'hanno fatto gli imprenditori. Io dico sempre, la pubblica amministrazione ci deve essere, deve permettere alle imprese e agli imprenditori di lavorare liberamente, però i veri artefici, i veri registi devono essere proprio le imprese e gli imprenditori. E così è stato in Friuli Venezia Giulia. Ecco, Marin, questo vale naturalmente anche per grado, insomma, il fatto che la Regione abbia messo a disposizione questi strumenti in tempi di crisi, perché insomma ricordiamo che le estati forse sono state dal punto di vista turistico migliori degli inverni che purtroppo sono stati devastati dal Covid, però diciamo che anche le scorse stagioni estive, pur essendo andate tutto sommato bene, non erano paragonabili a quella del 2019, adesso abbiamo sentito dall'assessore che quest'anno addirittura si può superare, quindi ben venga, però in questi 2 anni è servito quel cuscinetto di aiuti. No, è servito, è stato direi indispensabile alla sopravvivenza chiaramente delle imprese locali, perché poi parliamo di imprese medio-piccole, molte anche a gestioni familiari, dove l'economia familiare è legata strettamente all'attività stessa, no? I piccoli stabilimenti balneari, piccole strutture ricettive, quindi comunque senza quegli aiuti molti probabilmente non sarebbero riusciti a superare questi 2 anni. L'anno scorso siamo stati graziati, diciamo, in questo termine qui, perché vorrei ricordare che fino al 30 di maggio non si sapeva se la stagione fosse partita, eravamo nella totale incertezza, non c'erano state assunzioni perché non c'era una possibile programmare alcunché. Improvvisamente il 1° giugno dopo la stagione è esplosa di colpo ed è andata, il tempo ha aiutato ed è andata molto molto bene. I supporti dati dalla Regione in questi anni, al di là del sostegno per le procedure Covid, ma sono stati quelli sugli investimenti, e quindi oggi noi ci ritroviamo comunque in un periodo Covid dove le strutture sono riuscite, le aziende sono riuscite anche a investire grazie agli aiuti messi in campo e dagli strumenti finanziari della Regione, per cui oggi ci ritroviamo con delle strutture più competitive, con delle aziende più competitive, e questo non fa che far sperare bene per il futuro. Ecco, dicevamo è partita la stagione balneare estiva anche a Lignano, lo sentiamo in queste interviste raccolte da Alexis Sabodi, insomma, che ci raccontano un altro po' di Lignano, vediamo. Manuel Rodeano, per la Lisa Gest, come è andato questo primo weekend, questo avvio di stagione? La stagione ufficialmente è stata inaugurata oggi, ma eravamo tutti pronti già da sabato scorso 30 aprile. Chiaramente, complice un meteo non eccessivamente favorevole, non c'è stato, come molti ipotizzavano, un assalto alla spiaggia. C'è stata molta gente che comunque ha avuto delle valide alternative ad andare in spiaggia. Poi insomma siete pronti anche per gli eventi in spiaggia? Sì, abbiamo già 4 date per 4 artisti che si esibiranno gratuitamente, quindi senza necessità di comprare biglietti, nelle 2 location del palco di Piazza Marcello d'Olivo a Pineta e del Beach Village qui all'ufficio numero 7, e sono Noemi, Irene Grandi, Neri Marco Re che non farà cabaret ma canterà, e il mitico Poiana che tutti quanti conoscete. Come novità quest'anno avremo il ritorno dell'Incendio del Mare, uno spettacolo pirotecnico molto atteso il 16 di agosto con fuochi che partiranno sia dal pontile a mare che da delle chiatte ormeggiate a 300 metri da riva. E questo è un evento sempre molto atteso, visto e considerato che negli ultimi anni per la pandemia non c'è stato. Sì, dopo 2 anni, 2020-2021, torniamo quest'anno, ma non sarà l'unica novità, ritorna anche a pieno ritmo l'animazione con i nostri 7 animatori dell'equipe Animavera, tra il bagno 3 e il bagno 4, di giorno, e sul palco in piazza Marcello d'Olivo la sera. E poi avremo delle iniziative nuove, il Nordic Walking e il Water Nordic Walking, e poi un summer camp d'inglese che farà base al Palapineta e nel Parco del Mare, e poi le tradizionali manifestazioni culturali come gli incontri con l'autore e con il vino che prenderanno via il 9 di giugno, e poi economia sotto l'ombrellone sulla terrazza del Bagno 5 a Pineta sempre. Insomma, gli appuntamenti per quest'estate non mancano di sicuro, ci fermiamo qui, poi ritorniamo a parlare di estate con i nostri ospiti a tra poco. Di nuovo insieme con Economa e FVG, abbiamo visto nel servizio prima della pubblicità, Lignano sicuramente grande movimento ma un po' in tutta la regione, Assessore Bini, sicuramente i grandi eventi, avere i grandi cantanti, i concerti, i festival portano
sicuramente tanti turisti e voi insomma sostenete tutta questa attività in modo particolare, anche questa sarà una grande estate. Ma sì, abbiamo dei palinsesti, come in parte è già stato preannunciato per quanto riguarda Lignano, molto molto ricchi. E quello che io voglio sottolineare è quanto in questi anni si è fatto in termini di servizi di rete offerti ai turisti della nostra regione. Guardate, fino a qualche anno fa si ragionava in comparti stagni, la montagna da una parte, il mare, le città, ma non c'era un collegamento, non c'era una regia tale per cui insomma si potesse offrire ai nostri turisti un qualcosa di complementare. Anche perché insomma noi abbiamo la fortuna, l'ho detto in apertura, di vivere in una piccola regione dove puoi essere a bere l'aperitivo in montagna alle 18, alle 19:30, 20 e sei tranquillamente a cena di fronte al mare. Quindi capite, abbiamo delle caratteristiche tali per cui il sistema di rete va offerto. Noi lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto per esempio 2 giorni fa, o ieri abbiamo inaugurato un nuovo servizio TPL per quanto riguarda tutta la zona del Coglio, che lega proprio Grado, Lignano, Coglio, Trieste, Cividale, cioè località che vengono ricercate dai turisti. Un servizio davvero efficiente, e ringrazio anche in questo caso la Presidente Belletti per averci, come dire, sostenuto in questa proposta. E poi insomma i palinsesti. E vedete, Lignano Sabbia d'Oro è in grado di offrire cantanti, per esempio, di caratura internazionale, i Maneskin, abbiamo Cesare Cremonini, Villa Manin, con delle offerte altrettanto importanti. Grade, al di là dei 130 anni, come ha detto il Presidente, degli eventi legati ai 130 anni, come ha detto il Presidente Marin prima, tutta un'altra serie di eventi ricchissimi. E poi anche la montagna, vi faccio un esempio, No Borders Festival, che ogni anno, ormai da diversi anni, attrae migliaia e migliaia di persone. Quindi una piccola regione in grado di offrire moltissimo. Enogastronomia, siamo al top a livello internazionale, abbiamo dei vini bianchi, per esempio, che non hanno nulla da invidiare ai francesi, la gastronomia stessa, la Guida Espresso ha proprio ieri pubblicato i cappelli, mi pare si chiamino, no? Sì. Dei vari cuochi. Noi abbiamo degli stellati importantissimi, ma insomma tutta una serie di cose che i nostri turisti ci richiedono. Le città, Trieste, parliamo di Trieste in questi anni è cresciuta moltissimo, Udine stessa, passeggiavo lo scorso fine settimana per Udine e ho incontrato diversi ciclisti austriaci, no? Il turismo lento, il famoso sì. turismo. Noi lo misuriamo proprio concretamente. I ristoranti del comune di Udine fanno affari anche grazie a questi amici che oramai sono ospiti fissi del nostro Friuli Venezia Giulia. Quindi tante opportunità a costi anche relativamente contenuti, perché è vero, questa località rispetto ad altre località ha dei prezzi medi che sono più bassi, quindi invogliano anche il turista a farci visita e non guasta. E come diceva lei, insomma, non ci manca proprio niente da nessun punto di vista, non abbiamo niente da invidiare. Ha citato anche la montagna, ha fatto bene perché insomma il mare, sicuramente l'estate, insomma uno lo associa al mare, ma le nostre montagne d'estate sono belle quanto d'inverno. Allora ci colleghiamo con Maurizio Ferigo, che è il presidente di Rete di Impresa di Forni di Sopra. Buonasera. Ferigo, insomma anche da voi c'è movimento, c'è voglia, insomma sicuramente l'inverno è andato abbastanza bene, ma insomma adesso l'estate è un po' un altro banco di prova, no? Ma certamente, certamente. Noi siamo un po' più indietro rispetto al mare perché noi siamo appena usciti da quella che è la stagione invernale, come lei ha ripetuto, ha detto poc'anzi, quindi ci stiamo preparando per la stagione estiva. Le premesse sono buone, le richieste sono parecchie. Soprattutto, come diceva chi mi ha preceduto prima, c'è la conferma del turismo dell'anno scorso, un turismo nuovo, un turismo che ha riscoperto la montagna, che vuole la natura, vuole la tranquillità, vuole i nostri paesaggi, vuole i nostri servizi. Questo ci fa ben sperare e sicuramente sarà un'estate che non ci deluderà.
Diciamo che noi puntiamo ad offrire quello che è il nostro cavallo di battaglia, che è l'ambiente, che è la natura. Dopo il Vaia, dopo la penultima nevicata, l'ambiente è stato un po' devastato. L'amministrazione con i volontari si sta adoperando per ripristinare sentieri, piste di mountain bike e quello che sono diciamo, i percorsi per raggiungere i rifugi e le malghe. Siamo già a buon punto, direi che siamo quasi quasi all'ottimo. Cerchiamo di fare di più perché noi abbiamo bisogno di dare un senso di vacanza, come fossero a casa i clienti. Noi dobbiamo far sì che quando vanno via, quando lasciano i nostri posti, gli rimanga quello che dicono il magone, la voglia di ritornare, la voglia di assaporare la nostra ospitalità, i nostri servizi, le nostre emozioni, le nostre esperienze che grazie alla Corporazione Copromo Turismo riusciamo a mettere in campo con le guide naturalistiche, le guide alpine, le guide mountain bike, il nuovo turismo di vicinanza alla pesca, quindi le nuove guide alla pesca, tutto un insieme per dare una giornata piena. Poi mi fa piacere quello che dice l'assessore, rimarcare una regione unica, perché in 2 ore di macchina sia della montagna al mare, passando per tutte le città, per tutte le colline. Io penso che sia una regione unica che possa offrire queste cose. Dobbiamo essere più convinti e più forti nel proporre questo valore aggiunto, perché adesso sono riprese le fiere, siamo appena usciti dalla BIT, siamo stati l'altro giorno a Bologna, a Padova, adesso andiamo sul Garda, a fiere mirate, e vediamo che il tour operator, il turista, sente il bisogno di questo turismo, diciamo, non casareccio nel senso di sminuire la parola, però un turismo che accoglie e che non va a sentire un numero l'ospite. Ecco, sì, sicuramente questo anche è i servizi la nostra prima mission. Sono importanti. Notate che ci siano più dei turisti che vengono su, come dire, in giornata, nel weekend, oppure anche si ritorna ad avere magari dei soggiorni negli appartamenti, negli alberghi un po' più prolungati? No, c'è anche un mordi e fuggi, ma questo permette al turista di conoscere la località e poi allungare eventualmente il periodo successivo di permanenza. Comunque non dobbiamo lasciare nulla al caso, dobbiamo investire sia sul turismo mordi e fuggi sia sullo stanziale, dobbiamo far conoscere la montagna e a detta dei turisti, quelli che abbiamo avuto l'ultimo anno che purtroppo non potevano uscire dall'Italia, o per fortuna dico io, perché hanno scoperto i veri gioielli del nostro paese, sentire l'apprezzamento di queste persone che hanno, io parlo della montagna, che hanno visitato l'Arco Alpino dalla Val d'Aosta e si fermavano ai confini della provincia di Udine, sentire i loro apprezzamenti per quello che hanno trovato qui sulla nostra montagna, sulla montagna friulana, è un appagamento unico. E infatti lo dico sempre, anch'io l'abbiamo visto anche nelle immagini che stavano andando, assessore, insomma non è che la nostra montagna sia meno bella di quella del Trentino, forse dobbiamo riuscire a essere capaci di fare quell'ultimo salto di qualità e qui naturalmente so che c'è anche un cambio di passo in promoturismo, come dire, no? La capacità di sapersi promuovere insomma all'altezza anche di altre regioni, perché la bellezza dei paesaggi, l'ospitalità, l'ha citato lei, i nostri vini, insomma, non hanno meno di altri, quindi forse serve solo quel salto lì, riuscire ad arrivare anche da quel punto di vista lì a portare ancora più turisti. No, vero, vero. Allora vede, quando parlava Ferigo, il mio occhio dove è andato su quelle meravigliose immagini che scorrevano, guardate, avete visto i colori, avete visto la natura, beh, questo è un valore aggiunto meraviglioso. Per quanto riguarda la sua domanda, guardate, noi abbiamo fatto delle scelte molto forti all'inizio del nostro mandato, di cambiamento. Devi scegliere quando partecipa a una competizione se vuoi giocare in Champions League o se vuoi fare un campionato di una semplice e tranquilla salvezza. Noi abbiamo deciso di cimentarci in una Champions League, abbiamo visto che c'erano delle regioni che avevano già iniziato questi percorsi, si parlava tanto di
Trentino Alto Adige, Veneto, e guarda queste regioni, e guarda come si vendono, e guarda come promuovono la Sicilia, eccetera. E ho detto, ma insomma, perché noi non possiamo fare? Bisogna avere la voglia di cambiare quelle che erano le consuetudini, quindi di disperdere in un rivolo di aiuti, di sostegni, quella che è la promozione del Friuli Venezia Giulia, magari in strumenti non proprio performanti, e concentrare il nostro agire, così come abbiamo fatto, in quelli che sono degli strumenti. Guardate la pubblicità che è andata in onda sulle reti generaliste di Mediaset, per esempio, che vendono il Friuli Venezia Giulia, le importanti pagine comprate sul Corriere della Sera, quelle che compreremo su altri giornali di tiratura nazionale. Ma una cosa mi piace sottolineare, e qua ci ha messo molto del suo il nostro presidente Massimiliano Fedriga, cioè il claim che noi ci siamo, che lui si è inventato, perché le cose poi vanno dette così come sono. Io sono Friuli Venezia Giulia, vede anche qua, noi avevamo, Promoturismo aveva decine di claim diversi a seconda dell'utilizzo, a seconda della stagione. Questo cosa generava? Generava confusione, non identità, non venivano memorizzate. Bene, noi abbiamo detto, ci serve un claim nuovo che, come dire, valorizzi il fatto di sentirci partecipi e sentirci Friuli Venezia Giulia. E guardate, abbiamo cominciato a lanciare questo claim in una serie di abbigliamenti invernali, adesso nell'estate, nelle nostre promozioni. In ogni dove e in ogni occasione andremo a spingere questo meraviglioso claim. E i risultati anche lì ci sono, perché la gente, guardate, il termometro che ho io è la gente, e tu devi vedere se quello che stai facendo piace, va nella direzione giusta. E quando io comincio a ricevere telefono non dagli addetti ai lavori, che potrebbero essere leggermente di parte o condizionati nella risposta, ma quando amici che non c'entrano niente con, o la gente di Ferrara per Strada dice: oh assessore, abbiamo visto il meraviglioso, bellissimo, abbiamo visto la regione Friuli Venezia Giulia, la promozione, oh che belle felpe che avete, dove si possono comprare i capelli? Significa che la gente ci crede, la gente ci crede. E quindi io ho visto anche alla BIT, per esempio, prima è stata citata la BIT, lì abbiamo come dire, lanciato in maniera importante il claim. Diciamo che in questo caso la mascherina aiuta molto, no? Perché fa marketing. È vero, ma vedete, alla fine è un brand. Quando tu vendi un qualsiasi brand devi esserne uno convinto, deve piacere alla gente e deve rappresentare per le persone l'identità di un qualcosa. Io appartengo a... E questo sta funzionando, continueremo ad insistere. Io sono convinto che abbiamo appena iniziato una strada di promozione importante, continueremo a farlo per far sì che insomma i numeri possano assolutamente crescere. Vedo che c'è, l'ho detto prima, anche risposta da parte delle imprese. Ecco, una cosa io voglio dirla, qua il merito, per l'amor del cielo, in primis agli imprenditori che ci cacciano la grana, che investono, la regione Friuli Venezia Giulia che ci ha messo risorse importanti, dico anche il governo, perché il governo ha fatto delle misure che sicuramente hanno aiutato per quanto riguarda gli investimenti, ma cosa bella è cominciare a vedere tante, questo lo vedevamo anche la passata stagione, tante gru. Lignano tu vedevi tante gru, Grado tante gru, e nella montagna si sta cominciando a... significa che si sta cambiando l'immagine e abbiamo, mi creda, abbiamo appena iniziato. Parliamo della montagna anche per quanto riguarda l'inverno, al di là delle cifre importanti che sono state allocate per gli impianti, ma noi vogliamo cambiare anche l'immagine di come per esempio Promoturismo promuove e offre i punti ristoro, quindi punti moderni, accoglienti, di qualità. Stiamo cercando di coinvolgere imprenditori, e ce n'è, disposti e disponibili a venire a investire milioni di euro e a creare posti di lavoro, tanti posti di lavoro nelle nostre località. Insomma, siamo fiduciosi, i numeri ci stanno dando ragione, ma quello che interessa di più a me, quello che interessa di più a noi è il giudizio della gente, il giudizio dei turisti, che sembra essere positivo. Quindi continuiamo a lavorare così. Le prospettive sono buone, poi insomma ci vedremo anche a metà estate o a fine estate poi per trarre anche le somme. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi.
Di nuovo insieme, ultima parte di Economai FVG, abbiamo detto una stagione estiva che si preannuncia con numeri molto importanti, c'è però da sottolineare il fatto anche che c'è un piccolo neo ed è quello della carenza del personale. Gli stagionali purtroppo non si trovano, lo sentiamo in questo servizio raccolto a Lignano, insomma vale naturalmente per tutta la regione, poi lo commentiamo con i nostri ospiti, vediamo. Enrico Guerrin, come sta andando per quanto riguarda l'assunzione di personale stagionale? C'è anche questa possibilità quest'anno di assumere ucraini? Sì, devo dire che abbiamo ricevuto in ufficio diverse candidature, soprattutto da donne chiaramente, e ci sono diverse aziende interessate che chiaramente vengono a consultare i profili e mi risulta che già diverse persone siano state assunte all'interno della località. E certo è più facile per quelle aziende che offrono anche l'alloggio, ma ci sono anche dei profili che vivono nell'entroterra e riescono con i mezzi pubblici o col mezzo privato a venire a lavorare a Lignano. Mi risulta che ci siano assunzioni per quanto riguarda le donne delle pulizie, quindi soprattutto negli alberghi e anche in qualche stabilimento balneare, e poi abbiamo anche qualche figura come manutentore. Poi ci sono anche delle cameriere che parlano qualche parola di italiano o di inglese, quindi riescono anche a relazionarsi con il pubblico. Se possiamo dare un numero di profughi che hanno trovato occupazione qui a Lignano? A un centinaio probabilmente. Ecco, Assessore Bini, insomma questo è un problema che purtroppo può condizionare la nostra stagione turistica estiva, perché se mancano i camerieri, i cuochi, il personale delle spiagge, in montagna la stessa cosa, insomma potrebbe essere un problema grosso. Ma sì, la mancanza di figure più o meno professionali indubbiamente condiziona, mi permetto di dire, non solo la stagione turistica, ma sta condizionando l'economia un po', le attività produttive a tutto tondo. Qui a mio avviso paghiamo e stiamo pagando delle non scelte, soprattutto per quanto riguarda i famosi ITS rispetto ad altri paesi, che oggi ci portano a questa condizione proprio di mancanza di figure disponibili. Ecco, però quando parliamo bisognerebbe soprattutto di mancanza di risorse, parliamo proprio degli stagionali, bisogna cominciare a essere tra di noi sinceri, dire le cose così, magari scomode, ma le cose come stanno. Io ho sentito che non si trova perché pagano troppo poco, non è vero. Non è vero, sicuramente tra i tanti ci sarà anche qualcuno, no, qualche mela marcia ci sarà che approfitta di un tanto, ma vi posso garantire che ho provato a parlare, ho parlato con diversi, ma anche prima confrontandomi con Marin, un cameriere di sala piuttosto che un cuoco, piuttosto che un addetto ai piani, e lo paghi anche bene. Il problema sapete qual è? E questa è una colpa che ci dobbiamo fare un po' tutti noi. Noi abbiamo di fatto disincentivato la cultura del lavoro. Allora, quando noi avevamo i calzoni corti, eravamo giovani, non vedevamo l'ora di fare la stagione, no? Si parlava prima di bagnini piuttosto che c'era la fila, no? Per andare a fare il bagnino, guadagnarti 4 soldi, poter fare gli studi, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che la cultura del lavoro, per colpa probabilmente nostra intendo i genitori, è venuta meno. Oggi si fa fatica a mettere la sveglia ad ore preste la mattina, guai lavorare il sabato e la domenica perché il sabato e la domenica si riposa, guai far tardi la sera, guai far straordinari. Diciamocele queste cose qua, dobbiamo cominciarle a dire. I giovani, per fortuna, perché vivere in un paese dove si sta relativamente bene è un plus, sì. Va bene. Però di fatto è diseducato la cultura del lavoro. Poi un giovane, cosa fa? Un giovane, ma anche un meno giovane, si fa 4 conti e si dice, beh allora, guarda, io devo svegliarmi alle 4, 5, 6 del mattino per andare a lavorare, devo faticare, devo usare la macchina, devo lavorare il sabato e la domenica e guadagno magari 1.400, 1.500 euro al mese. Mi faccio 2 conti, vedo per esempio con i redditi di cittadinanza, io su sta roba qua sono feroce perché è stato un errore che noi abbiamo fatto incredibile e bisogna cominciarlo a dire. Si fanno 4 conti e dico, beh, un delta di 500 euro, 600 euro, ma forse mi conviene stare dentro la casetta al calduccio, in una comfort zone, seduto sul divano, magari giocando alla PlayStation, chi me lo fa fare di faticare. Sì. Allora va cambiata un po' sta roba qua. Io dico sempre, il reddito di cittadinanza
può essere anche uno strumento valido che deve essere utilizzato solo per chi non può accedere al mercato del lavoro, e ci sono, ahimè, anche queste persone qua. Quindi la solidarietà, il welfare sociale ci deve essere in queste occasioni, ma non per chi può accedere al mercato del lavoro, e per comodo non lo fa. Il governo centrale ha in questo ultimo giro stretto un po' le maglie, ma non basta, Quindi va cambiata un po', vanno cambiate le regole del gioco, c'è poco da fare. Ecco, voglio sentire anche Marin su questo, ecco, qual è la situazione alla GIT, insomma anche lì ci sarà grande richiesta, state cercando queste figure, state facendo i bandi, come vanno? Ma le parole dell'assessore sono parole sante, come si usa dire, perché veramente siamo in una situazione di criticità in questo momento. Allora, GIT gode in questo momento forse di un po' di maggiore fortuna, perché chi mi ha preceduto comunque si era mosso per tempo, avevano aperto i bandi a novembre, a dicembre, anche per quello che riguarda i lavoratori dei chioschi, insomma, quindi da quel punto di vista siamo relativamente tranquilli, però di ieri noi abbiamo aperto un ulteriore bando di selezione la scorsa settimana, che abbiamo chiuso ieri, per degli addetti spiaggia e per dei bagnini di salvataggio aggiuntivi. Bene, zero, neanche un pervenuto. Allora questo ce lo facciamo chiedere. Sicuramente il mercato è diverso. Noi oggi abbiamo richieste di giovani, sì, ma di giovani che finiscono la scuola a giugno e che vogliono fare il mesetto per dire faccio il mesetto, non perché basta. Magari, ecco, oggi il mercato del lavoro è diverso, bisogna avere delle professionalità, perché comunque anche i limiti temporali dei servizi che oggi attuiamo, una volta la stagione era 2 mesi e mezzo, ecco, oggi la stagione è di 5-6 mesi, perché si incominciano molto prima, si cominciano le preparazioni, le attività sono aperte prima, il mercato del turismo comunque i limiti temporali si sono allungati, e quindi non si può più pensare di improvvisare il mese a luglio per giocare, per prendere 4 spiccioli. Quindi c'è sicuramente la necessità di un grande investimento da parte delle istituzioni, del mondo del lavoro, delle imprese, perché non è più pensabile tenere in piedi questa situazione. Ma sono persone anche che magari causa Covid si sono ricollocate a fare altro, perché vista l'incertezza naturalmente del lavoro stagionale, tutta la parte turistica, soprattutto in inverno, i posti sono saltati, magari qualcuno... Però non è pensabile che tutti, insomma, siano migrati verso altri posti di lavoro, no? Allora, sono a casa, come dice l'assessore Bini. Il periodo Covid ha comportato che qualcuno con le attività chiuse e le stagioni saltate si è dirottato in altri settori, e chi ha avuto fortuna ha trovato anche collocazione, ma sono una percentuale estremamente minima. Oggi il problema che assegnava l'assessore è il fatto veramente, cioè io ho avuto anche attività, e credetemi che io il personale dovevo assumerlo in funzione dei loro conteggi, dei loro calcoli, un giorno in più, un giorno in meno, le 10 ore di più, non quelle giornate, perché comunque facevano il calcolo su quello che dopo era il sussidio di disoccupazione invernale, e questo non è sostenibile. Allora il sussidio di disoccupazione a io che ho 57 anni e che lavoro in fabbrica e mi chiude la fabbrica, è sacrosanto il diritto che lo abbia, che mi venga mantenuto fino a quando non trovo una nuova collocazione, però non è pensabile che un ragazzo di 20 anni, 22, 23 anni possa godere di un sussidio di disoccupazione che va anche da 600-700 euro a seconda dei periodi del lavoro che ha svolto durante l'estate, per poter stare a casa. Non che questi ragazzi non hanno voglia di lavorare, ci sono tanti che prendono altre strade perché hanno ambizione, la stagione forse, dobbiamo prendere atto anche di questo, non è più tanto ambita forse probabilmente, perché non dà prospettive a lungo termine, ma allora se questo è, dobbiamo prenderne atto e quindi fare un grosso investimento all'interno delle strutture. Noi per GIT lo faremo il prossimo anno, dicevo prima l'assessore, le assunzioni che ho firmato in questi giorni, nuovi stagionali, non ne ho neanche uno di grado. Cioè noi oggi abbiamo più del 50% del personale che lavora alla spiaggia principale di grado che non è di grado. E quindi anche questo è un messaggio quella chiaro. Forse è una responsabilità nostra anche, che dovremmo investire di più, quindi significa alzare comunque la professionalità, alzando le retribuzioni, perché questo è un dato di fatto, anche se sono ben pagati, ma però dobbiamo fidelizzare il personale che viene a lavorare da noi e comunque creargli un percorso di aspettativa futura per avere un'attività davanti che gli permetta di mantenere una famiglia, di lavorare, ma di avere soddisfazioni professionali soprattutto. Sentiamo, torniamo a Lignano da Pozzo, se avete anche voi questo problema, insomma, della difficoltà di riuscire a trovare il personale per questa stagione. Noi siamo un po' generosi, un po' troppo generosi probabilmente, per cui non abbiamo problemi del personale, l'abbiamo
praticamente tutto quanto assunto, tutto quanto per venire inquadrato. Su questo siamo d'accordo. Vorrei invece dire che sarebbe opportuno considerare bene il discorso del lavoro stagionale, perché effettivamente l'indennità di disoccupazione invernale ha un senso molto importante per tante figure di lavoratori. Grazie allora anche per questa testimonianza da Lignano da parte di Renzo Pozzo e di Lina Marson. Grazie tante per essere stati con noi e buona serata. Buonasera. Saluti Assessore. Arrivederci. E sarà sicuramente un'ottima estate. Assessore, siamo in conclusione, manca poco, insomma abbiamo tratteggiato quelli che sono i lati positivi e ce ne sono molti, anche queste ombre che naturalmente possono ripercuotersi, però insomma come avevamo detto all'inizio, insomma le premesse sono buone per avere un grande turismo dei friulani, dei giuliani nella nostra regione, ma per portare anche i turisti stranieri da altre parti d'Italia, come ha detto lei prima, per giocare in Champions League del turismo. Ma sì, noi ci stiamo attrezzando in questo periodo comunque caratterizzato ancora da limitazioni, ahimè, soprattutto per quanto riguarda le presenze internazionali, al fine di farci trovare pronti quando Dio vorrà, insomma, che si possa tornare davvero alla normalità. Quello che dico è Friuli Venezia Giulia ha tutti gli ingredienti per la riuscita. Bisogna essere ambiziosi, bisogna creare un sistema virtuoso tra pubblica amministrazione, imprese, associazioni di categoria, insomma anche il mondo sindacale, perché quando parli di lavoratori deve avere la compartecipazione anche del mondo sindacale. Io sono convinto che tutti assieme si possa costruire e soprattutto scrivere delle belle pagine per il nostro Friuli Venezia Giulia. Abbiamo ricordi quando eravamo un vagone trainante dell'economia del nord-est, stiamo tornando ad esserlo, e questo non lo dico io che potrei essere leggermente di parte, ma lo dicono insomma dei dati che ci arrivano da analisi economiche, e bisogna insistere, bisogna continuare, bisogna crederci. Grazie allora molti all'assessore Sergio Emidio Bini, grazie a Roberto Marini e grazie anche a Maurizio Federico che è stato collegato prima e ci ha raccontato insomma anche le opportunità della montagna di Forni in particolare. Insomma sarà sicuramente una bella estate che vale la pena di essere vissuta nella nostra regione, abbiamo visto dal mare alla montagna, ce n'è per tutti i gusti, di tutti i tipi. Grazie a voi per essere stati con noi questa sera, grazie anche a Simone Caramaschi in regia. Finisce qui questa puntata di Economai FVG, l'appuntamento è come sempre per giovedì prossimo. Grazie e buona serata. Buonasera. Questa trasmissione è stata offerta da Prosciutto di San Daniele.